stavolta combattuta sui mari, ma sempre vissuta e affrontata da uomini che troppo spesso arrivarono all'estremo sacrificio. I 4 brani che compongono questa suite sono stati resi universalmente popolari in Fantasia un British Sea Song Suite di Sir Henry Vaughan. L'arrangiamento che la banda eseguirà quest'oggi è stato realizzato nell'anno del bicentenario della famosa battaglia navale dell'ammiraglio Nelson e Trafalgar, quando la Marina Reale inglese durante le guerre napoleoniche affrontò una flotta combinata franco-spagnola nelle acque dell'Atlantico, al largo della costa del sud-occidentale della Spagna. I brani hanno tutti un'identità molto diversa tra loro, ma comunque si rifanno alla dimensione marinaresca di quei secoli. Il primo, The Saucy Arethusa, prende il nome da una nave da guerra britannica, appunto l'Arethusa, che aveva dato la caccia e impegnato la nave francese Le Belle Paul nel giugno del 1778. Apparve per la prima volta nella commedia di William Shakespeare del 1976, Lock and Key, dove l'eroe, un ufficiale di marina, la cantò come una serenata sotto la finestra della sua amata. Farewell and Adieu, addio e addio, titolo del secondo movimento, propone una melodia che sarebbe stata cantata a bordo della nave quando l'Argano veniva sollevato per girare l'ancora per il viaggio di ritorno. Il primo riferimento noto del tema è nel diario di bordo del 1796, trovato su una nave chiamata Danae, ma è certamente più antico. Il terzo movimento prende il nome di Tom Morning, scritto da Charles Digby, alla morte di suo fratello maggiore, capitano di una nave nel commercio delle Indie orientali, deceduto in mare. La canzone è conosciuta anche come l'epitaffio del marinaio e descrive le avventure del suo eroe omonimo. Ultimo movimento della suite è il popolare e diffusissimo Jack the Lad, meglio conosciuto come The Sailor or Trip, rivendicato come melodia nazionale dell'Irlanda, dalla Scozia e dall'Inghilterra. La danza prende il nome di hot paper perché è accompagnata da uno strumento di legno a forma di pipa con fori distanziati e un buchino in corda. Come danza risale al XV secolo e fu presto associata ai marinai e al mare. Chiediamo la cortesia di non applaudire tra un movimento e l'altro. Buon ascolto.
prigione, è sempre bello ritornare ai concerti dal vivo. Siamo noi che applaudiamo voi in questo caso. E quindi il prossimo brano che eseguiremo è stato composto nel 1926 da Salvatore Badore Sini, poeta e avvocato di Saluzzo, vissuto nella prima metà del Novecento ed è probabilmente la serenata sarda più conosciuta. Il titolo originale di quest'aria è Adiosa. Il tema, inizialmente composto per tenore e pianoforte, ha avuto una fortuna incredibile e negli anni è stato cantato da svariati artisti che ne hanno dato differenti interpretazioni. Dagli anni 90 in poi la canzone è entrata a far parte del repertorio di numerosi cori nazionali e internazionali e nel 2001 il compositore olandese Hardy Mertens ha composto, traendola dalla melodia, un'importante sinfonia intitolata Variazioni sinfoniche su Non potrò riposare. Questa sera la banda propone un arrangiamento con laumetas e trombe soliste, suonate rispettivamente dal graduato aiutante Vincenzo Canova e dal graduato capo Matteo Sarrizzo. A voi Non potrò riposare.
bagno di presentazioni, diventato oramai a detta di tanti l'inno dei sardi, non solo della Brigata Sassari. Articolato su 5 strofe, Timonius celebra la forza, il senso di appartenenza, la coesione, il rispetto per la grande unità, la fedeltà al giuramento prestato. Arrangiato in seno alla banda, l'inno è stato eseguito nelle molteplici attività in Italia e all'estero con cui il complesso è stato chiamato ad operare e ogni anno, durante le celebrazioni di Costituzione della Repubblica Italiana sui fori imperiali, rimane uno degli inni più amati e apprezzati dal pubblico e autorità. Timonius.
a conclusione di questa serata voglio soltanto dire due parole riguardo al nome di Monios. Magari qualcuno ha visto la tallina, qualcuno che non conosce la nostra realtà dice di Monios nessuno da questo splendido luogo sacro, questa basilica magnifica. Ecco, adesso si sente un po' di più. Allora, ripeto tutto dall'inizio. Soltanto le due parole per concludere questa serata, e volevo dire un aneddoto, visto che abbiamo sentito tanti tra un brano e l'altro, di come nasce il nome di Monios. Quindi non è l'acqua santa e Diavoli che siamo qui, ma deriva tutto quanto ovviamente dalla guerra mondiale. A un certo punto è stato intercettato un messaggio nemico austriaco dove veniva scritto che dei nemici avevano terrore dei diavoli rossi perché come vedete le mostrine bianco-rosse poi di panno all'epoca stingevano e quindi erano diventate rosse, per cui per l'austriaco eravamo diavoli rossi. Da allora il nome di Monios è rimasto un nomignolo della brigata Sassari. Era solo per concludere con questo aneddoto, perché leggere davanti alla chiesa di Monios che suona poteva essere strano. Ringrazio infine i ragazzi della banda perché sono riusciti a farmi commuovere dopo oltre 39 anni di servizio, commuovo raramente, però dopo una dedica in quel modo. Il brano che è più commovente in tutte le forze armate del mondo è il silenzio, per cui più di così non potevo chiedere. Infine per voi, tutti ospiti graditi, sardi e non, se entrate in Sardegna per i sardi o se andate in vacanza in Sardegna, vi invito di allungarvi un attimo a Sassari, andare a visitare in Piazza Castello il Museo della Brigata Sassari, un museo storico che sicuramente se doveste uscire da lì con le nostre guide un'oretta di visita senza aver versato una lacrima, vuol dire che non avete cuore, perché è veramente un luogo di commozione. Grazie a tutti e a domani per chi sarà. Buonanotte. Ovviamente il nostro motto, Forza Paris, che vuol dire avanti tutti assieme. Nel ringraziare, abbiamo fatto una diretta che verrà replicata domani su EIA TV in Sardegna. Devo ringraziare i 4 ragazzi, il più anziano ha quasi 20 anni, il più giovane Raffaele ha 14 anni, lui è l'anziano, Vanessa, bene? E alla